Attenzione, ho passito per te, scusa un attimo, dovevo andare da un'altra parte, eccolo là, a posto. Va bene. Ok, va bene. Ti presenti? Io sono Buzz, sono un lettore multimediale. Riproduco tutto quello che volete voi. Musica, film. A posto. Musica e film. Ehi! Fatti un pochettino più dietro che sennò il microfono non prende. Mi prende così? Che cosa? Il microfono. Ah, a posto. Oh, ma stai poco bene! Ciao. Scemo, è il microfono! Come ti chiami? Microfono. Questo è un microfono, ti serve per parlare, la tua voce si sente attraverso il microfono. Va bene. A posto, allora. Ok, allora tu sei un lettore. Stai fuoco! Allora tu sei un lettore multimediale, riproduci tutto quello che vuoi, adesso mi canti una grande canzone dei cugini di campagna. Belli, e non mi piacciono. Che mi canti quello che vuoi tu o quello che dico io? Se non mi piace non mi piace, mica devo farlo per forza. I cugini di campagna hanno quella voce fastidiosa. Non mi piacciono. Ho capito, Madonna? Madonna, bello. Non mi piace. A lei la piace? Non mi piace. Cugini, no, i cugini di campagna ce li abbiamo detti. Non mi piace. Romina Paolo. Non mi piace. Tu canti quello che dico io o quello che vuoi tu? Va bene. A posto. Allora, ci penso io. Che cosa? Ehi! Film, vai. Matrix. Stai cantando il disco. Buongiorno. Siamo le macchine e abbiamo conquistato il mondo. Teniamo l'umanità in schiavitù, la coltiviamo in campi sterminati per sottrargli l'energia vitale. Poi sciogliamo i morti e li diamo come nutrimento agli altri esseri umani. Che schifezza è questo? Ma quando vai a Matrix? Va bene. Neo, svegliati Neo. Neo, l'umanità ha bisogno di te. Svegliati Neo, svegliati, 5 minuti. Non faceva così Neo, Matrix è intorno a te. Matrix has you. Matrix a te. Matrix a te, Matrix a me, Matrix a te e a tutta la tua famiglia. Ma non ho risposto così, Neo. Neo, so cosa stai facendo, Neo. Neo, so perché sei qui, Neo. Neo, so perché non dormi la notte. Neo, so cosa stai pensando. Neo, ma te ne sai gli affari tuoi una volta o l'altra. Neo, sono Morpheus. Neo, pillola rossa, dimenticherai tutto. Pillola azzurra, resti nel paese delle meraviglie e vedrai quanto è profonda la tana dei piaconini. Quella è un'altra pillola, la pillola azzurra del proseguimento della storia. Va bene pillola azzurra, ma si può avere in supposte che dalla scala. Neo, attento, stanno arrivando le seppie. Chi le ha ordinate? Le seppie erano le macchine. Io avevo preso la carne. Quanti limoncelli? Morpheus, Trinity, va bene. Adesso caricheremo il programma a struttura e imparerai a schivare le pallottole. Va bene. Dimmi. Senti, accendi il forno che stasera mangiamo seppie. Basta, tirati su, dai, forza, tirati su, togliamo questo, vai. Pubblicità. Pubblicità. Hai sempre quel fastidioso mal di gola e quella tosse proprio non vuol saperne di andare via? E secondo me muori. Basta niente, sai. A proposito, come va il tuo raffreddore? Io non ce l'ho mai avuto. Perché è un attimo, E ciù, e poi non ci sei più, Ancora? Voglio, se questa è la settimana di venerdì 17,
A posto. A qualcuno capita, a me non capita. A posto. Avvisa quando fai queste cose? Va bene. A posto, ok. Ma guarda che ti ho detto avvisa! Ok. Senti, qui c'è un altro CD. Grande. Irene Grandi. Vai. Bruci la città. Crolli grattacielo. Rimani tu da solo. Muoia sotto un tram. Esplodano le stelle. E tutti quei ragazzi che non hanno niente. Senti, Ho capito, che avevo questo CD, lasciamo che l'ansia mi viene. no, a me l'ansia, mica te, senti, ho capito, facciamo un altro film, va? Ecco qui, un altro film, film, eccolo qua, questo è un grandissimo film, Il Gladiatore. Buongiorno! Ma io non tutti i film mi dicono buongiorno. Ti saluta prima, è buona educazione. Va bene. Non ho capito. Ecco. Buongiorno, siamo i romani e dobbiamo conquistare tutto il mondo. E i barbari risposero: Avala, Vavangu, Agala, Shabada, Angiroga, Viagaia, Anche secondo me non c'è bisogno di urlare. Esatto. Ciao, come ti chiami ragazzo? Massimo Decimo Meridio. Ma Meridio di dove? Pugliese, calabrese? Quello è il meridione, lascia stare. Sono di Bari. Ispanico. No, ti ho detto che sono di Bari. Vuoi combattere con me?